Ringraziamento e le congratulazioni agli organizzatori dell'evento, nonché di tutto, diciamo, il lavoro che ci sta intorno e alle spalle. Un saluto agli amici e ai colleghi che vedo qui presenti, numerosi e interessati, immagino. Diciamo, a differenza di molti dei colleghi che seguiranno, non vorrei definirmi, anzi sicuramente non sono un tecnico informatico. Mi definisco forse più correttamente un utilizzatore evoluto, se vogliamo. E quello che insomma da un po' con colleghi della disciplina e nell'ambito delle scuole si cerca di fare è di diciamo spingere, promuovere gli utenti che sono nostri colleghi a comportarsi in maniera evoluta nei confronti dei loro fornitori, quindi ad essere consapevoli un po' degli strumenti che hanno in mano, conoscerli ad un certo livello di dettaglio, anche se non a un livello di dettaglio estremo, sufficiente per poter comunque valutare le proposte che gli vengono fatte, valutare gli strumenti che gli vengono dati e orientarsi non solo nelle offerte del mercato, ma soprattutto nella gestione quotidiana, nell'ottimizzazione dei sistemi, nella formazione del personale all'interno, nella correzione dei difetti, dei bug, degli errori, di tutto quello che accade giorno per giorno nei nostri servizi, che fanno un larghissimo uso, vorrei dire, fanno quasi esclusivamente uso di informazioni per erogare le loro prestazioni. Ecco, io non credo di esagerare se ritengo questo momento una fase abbastanza di valore storico, ecco, per l'evoluzione dell'informatica sanitaria, perché adesso lo vedremo, tra spinte esterne dovute alla rivoluzione dei mercati, alla globalizzazione, alle normative europee, normative anche italiane, cioè voglio dire forse più europee che italiane, e l'evoluzione della tecnologia, insomma ci troviamo di fronte veramente a un momento, ci troviamo nel momento in cui possiamo veramente concretizzare l'aspirazione di anni a ottenere la interoperabilità e la comunicazione tra strutture diverse, anche in sedi lontane e lontanissime tra di loro, allo scopo comune di mantenere la continuità delle cure e quindi di erogare prestazioni agli stessi pazienti. E questo lo possiamo fare perché, grazie al lavoro, anche se vogliamo oscuro, non proprio sempre alla ribalta, non sempre sotto la luce dei riflettori, di molti tecnici, di molti appassionati, sono state man mano superate numerosissime difficoltà, molte barriere, le chiamerebbe Pinciroli, che si frappongono alla realizzazione di un qualche cosa che già negli anni 70 sembrava ovvio, insomma, sembrava a portata di mano, sembrava realizzabile con poco sforzo. In realtà è passato del tempo, gli sforzi sono stati erogati, insomma compiuti, e non sempre, diciamo, abbiamo avuto esattamente quello che volevamo, però voglio dire, questo è un passo abbastanza importante. Quello che adesso io vi presento subito qual è il prodotto finale, pertanto per avere un'idea immediata, perché come si dice il messaggio importante arriva all'inizio, quindi il messaggio importante è che esiste, per quanto riguarda almeno il documento che esce dai laboratori con i contenuti dell'informazione che il laboratorio ha prodotto, bene, esiste un riferimento, vorrei dire assoluto, cioè la guida per la costruzione del rapporto di medicina laboratorio, che è stata preparata da Caleset Italia, ovviamente, come potete ben immaginare, sulla scorta di tutta una serie di informazioni diciamo preesistenti sulla standardizzazione, sulla codifica, sulla costruzione di messaggi, eccetera, di cui adesso accenneremo qualcosina. Quindi questo è quello che noi oggi abbiamo a disposizione e che noi, dico, come utilizzatori dovremmo verificare che i nostri fornitori si procurino e vadano a seguire una volta che producono i loro servizi.
Il problema che, l'ultimo dei problemi, perché prima ne avevamo molti altri, avevamo il problema del filo di rame, il problema del cavo, eccetera, eccetera. Però adesso il problema che si è presentato, vorrei dire, negli ultimi 2 o 3 anni, e c'è qualche riferimento, e che andiamo adesso alla soluzione, è quello della, appunto, codifica. Ora, ecco, la scaletta che voi vedete qui rappresentata sarebbe, diciamo, il percorso teorico che noi oggi dovremmo fare, dovremmo compiere. In realtà il tempo non ce lo consente. Diciamo che se uno studente, uno specializzando di materie di laboratorio mi chiedesse come prepararsi, vabbè, gli direi più o meno di seguire questa scaletta qua. Noi oggi invece toccheremo alcuni di questi temi, perché tanto per avere, diciamo, un'idea, specialmente per chi non avesse avuto notizie in precedenza di cosa stiamo trattando e di come si svilupperà poi la discussione. E quindi dobbiamo vedere adesso innanzitutto come e perché passiamo dalla generica definizione di documento a un qualche cosa di più informaticamente manipolabile, che è sostanzialmente un record, come era un po' all'origine, dove si inseriscono i codici all'interno di questi record, dopodiché quali sono gli strumenti, nel senso di attrezzi, ma anche di strumenti, come vedremo, a disposizione per ottenere un risultato diciamo corretto, che sia leggibile come dagli operatori, da sistemi, diciamo, di altra natura, e poi vedremo appunto le realizzazioni, proprio un accenno alle realizzazioni. Per dire che l'ambiente nostro si sta occupando di questo tema in maniera abbastanza intensiva da qualche anno ormai, ma negli anni soprattutto recenti, vi cito questo evento che si è verificato alla fine del 2008 nell'ambito del Congresso Nazionale, in cui esattamente di questo si è parlato, e diciamo introducendo il tema anche ad una platea abbastanza molto interessata, però fino a quel momento anche poco, diciamo, forse informata, ecco, non vorrei dire consapevole, ma informata. Qual è il principio che sta diciamo, alla base di tutto? Per quale motivo si stanno producendo questi sforzi e anche consumando queste risorse, tempo, denaro, eccetera? Se noi pensiamo alla configurazione del servizio erogato dai laboratori fino a ieri o l'altro ieri, insomma a seconda delle zone, poi c'è chi si è evoluto più rapidamente, chi meno, diciamo che fino a ieri c'era un rapporto abbastanza stretto, abbastanza univoco tra il servizio laboratorio L e il suo ospedale H, e il suo territorio, diciamo, per cui non c'erano moltissime varianti, il 98-99% dei pazienti proveniva da questi contenitori e quindi l'informazione di ritorno lì doveva andare, insomma, non doveva fare moltissima strada, per cui il fatto di utilizzare la carta o un qualche cosa di digitalizzato ma che sostanzialmente ha le caratteristiche della carta, come sappiamo, tutto sommato era una cosa anche abbastanza appropriata, forse era il meglio che si poteva ottenere, e forse, diciamo, cercare di ottenere qualcosa di più non avrebbe valso la candela, cioè sarebbe stato uno sforzo anche un po' eccessivo. Le cose sono cambiate, però, sono cambiate molto, perché in varie situazioni, in varie zone, in varie configurazioni, adesso vedremo anche su scala molto elevata, i laboratori non sono più così semplicisticamente collegati ad un solo bussolotto, lo chiamo io, cioè un solo ospedale, magari gli ospedali sono 2 o 3 o 5 e magari non stanno tutti lì, magari stanno in un'altra regione, magari forse anche in un altro stato, e poi i pazienti si muovono, c'è la mobilità sanitaria che costituisce anche un problema dal punto di vista della programmazione, dal punto di vista amministrativo, finanziario, eccetera, si sta sviluppando in maniera esponenziale. Ormai i nostri pazienti si muovono da uno stato all'altro, vanno a curarsi in Ungheria piuttosto che in Romania, piuttosto che in Polonia, i nostri campioni vanno in India piuttosto che, adesso per un po' non andranno in Libia, però insomma, però qualche viaggio lo fanno. Allora tutta la gestione di questi flussi ormai intrecciati, multipli e in varie direzioni, dal punto di vista anche della gestione delle informazioni, sta diventando qualcosa di meno banale rispetto a prima. Ora, gestire questa cosa con la carta, credo che ormai nessuno più ci pensi, ma anche gestirla con degli oggetti informatici che sostanzialmente sono
carta digitalizzata diventa un problema. E infatti abbiamo un quadro che si sta evolvendo. Vi cito semplicemente un paio di informazioni. Allora, c'è il precedente, eccolo qua, c'è una notizia proprio fresca come l'uovo appena scodellato, no? È stata approvata al Parlamento europeo pochi giorni fa, poche settimane fa, il 19 gennaio, la direttiva europea dell'Unione Europea sul movimento dei pazienti transfrontaliero, cioè movimento di pazienti tra un paese e l'altro, che sostanzialmente obbliga e non lascia scampo gli Stati membri a consentire, perché sembrava una banalità, però tutto sommato fino a ieri si poteva vietare, consentire il movimento dei pazienti da uno Stato all'altro, e non solo, preoccuparsi che i pazienti che vanno in un altro Stato ricevono delle prestazioni adeguate per qualità e sicurezza, e non solo si portino dietro le loro informazioni in maniera completa e corretta. Sembra una banalità, ma invece è una svolta epocale questa cosa qua. E a fronte di questo, da tempo, perché non è una novità, la direttiva è stata approvata al Parlamento adesso, però era stata proposta dal Consiglio d'Europa già nel 2008 e ci si lavorava già da prima. A fronte di questo, in ambito di normazione, in ambito ISO, si lavora da tempo sulle normative per la trasmissione dei dati tra un paese e l'altro, e vi cito, adesso c'è un New Work Item, cioè esiste un gruppo di lavoro che sta approfondendo la tematica sulla base delle più recenti evoluzioni, ma esisteva già da prima un international standard, anche se in fase di elaborazione, che vedete qui riportato, dell'ISO, che è il 22857, che descriveva i principi fondamentali anche in maniera abbastanza articolata, tutta una serie di principi, più linee guida molto chiare, devo dire, anche se sintetiche. Descriveva come si doveva attrezzare un sistema informatico per poter trasmettere i propri dati a distanza, addirittura al di fuori dello Stato, ma vorrei dire anche per distanze più brevi, tutto sommato, perché i problemi sono sostanzialmente gli stessi. Diciamo, non c'è un'area Schengen dell'informatica, per cui non c'è molta differenza trasmettere un dato a 10 metri piuttosto che a 10.000 km, tutto sommato, con le tecnologie di adesso, ma esiste la regola da seguire. Allora, sostanzialmente poi, a fronte di questo lavoro molto specialistico, che cosa è successo da noi? È successo che appunto abbiamo dovuto dotarci di quelli che vorrei chiamare strumenti, nel senso, io prima pensavo agli attrezzi, proprio nel senso di cacciaviti, martelli e cose del genere, ma il paragone secondo me più efficace è quello con gli strumenti musicali, perché gli strumenti musicali sono a loro modo uno strumento di comunicazione e servono proprio per far arrivare ad un utente che è il pubblico o un altro musicista le idee che abbiamo all'interno in una forma codificata, però ben leggibile, addirittura gradevole in qualche caso, non sempre, ma gradevole. E per fare ciò noi siamo passati da una gestione di prodotti della cellulosa, la carta, ad una gestione informatica sì, però in qualche modo, diciamo, ancora primitiva, cioè attraverso dei documenti informatici non codificati o comunque non codificati secondo i nostri schemi mentali, schemi informatici, ad un qualche cosa che va a sostituire questa forma di codificazione, che è pur sempre utilizzabile in moltissimi altri campi in cui non è necessario, comunque non è indispensabile scomporre il messaggio che viene trasmesso in informazioni elementari per poi andare ad alimentare per esempio dei database o dei rapporti cumulativi, sintetizzati, dei rapporti epidemiologici, cose di questo genere, cose che invece noi dobbiamo fare perché dobbiamo trattare informazioni mediche. Non solo, abbiamo anche delle necessità di sicurezza, proprio nel senso di evitare gli errori nella lettura delle informazioni che in altri campi probabilmente non ci sono, perché ci si basa sul contesto, sulla frase come viene costruita, su quello che è scritto dopo, quello che è scritto prima, eccetera. Noi abbiamo informazioni anche elementari e abbiamo esperienze, credo tutti quanti, del come sia facile confondere molto banalmente il risultato di laboratorio con il suo valore di riferimento, e le cose vengono, dal punto di vista del medico curante, vengono totalmente stravolte.
Bene, questo passaggio finale è cominciato non moltissimo tempo fa, come vedete già nel 2004 si diceva ma possiamo fare un passo oltre il PDF, benissimo, perché? Perché abbiamo degli strumenti, abbiamo un qualche cosa che si chiama documento clinico digitale, e questo documento clinico digitale, diciamo, formato secondo regole precise, è un qualche cosa che consente di lavorare appunto tra sistemi diversi, collocati anche in posti tra loro molto distanti. Cos'è il CDA di cui adesso abbiamo a disposizione la versione 2? È sostanzialmente uno standard, come si dice qua, questa è la citazione un po' più recente, ma sostanzialmente sovrapponibile alla precedente, che risale ai primi anni 2000, è un documento informatico codificato, come dicono gli esperti, in un markup language, cioè un linguaggio di riferimenti, e che fa determinate cose, può contenere dei testi, immagini, suoni, altri contenuti multimediali, benissimo. Ma concretamente di cosa si tratta? Si tratta di un oggetto. La cosa fondamentale è che è un oggetto che viene, diciamo, prodotto un po' come l'uovo esce dalla gallina, viene prodotto dai sistemi informatici e ha una sua vita propria indipendentemente dal sistema informatico che l'ha prodotto, cosa che, diciamo, antecedentemente non eravamo abituati ad avere. E questo oggetto ha, classicamente come si dice, delle caratteristiche: la persistenza, cioè non scompare, noi possiamo buttare via il computer che l'ha prodotto e comunque questo oggetto rimane, lo possiamo gestire, archiviare, consegnare, eccetera. Possiamo introdurre degli elementi di autenticazione, anzi siamo obbligati a farlo da alcune norme nazionali con sanzioni penali, cioè il codice della privacy. Possiamo controllare che sia integro perché le parti sono interconnesse, e poi diventa anche leggibile non solo dai sistemi informatici ma anche dagli operatori umani, se vogliamo. Allora, questo documento è il nostro strumento di lavoro. Che cosa ci mettiamo dentro? Ci mettiamo oggi, perché possiamo farlo, record e codici, cioè delle informazioni che sono strutturate. E perché ci mettiamo informazioni strutturate? Perché quello che dobbiamo fare noi, soprattutto come servizi che producono informazioni sanitarie anche con un certo livello di, diciamo, di scientificità e di oggettività rispetto ad altre discipline, abbiamo bisogno di innescare dei meccanismi. Per esempio, come si diceva che l'ICC, abbiamo bisogno di innescare dei meccanismi di prescrizione, cioè viene dato un risultato relativo ad un esame di laboratorio, dopodiché o il laboratorio stesso o il medico prescrittore o uno specialista produce un'ulteriore richiesta sulla base dell'esame precedente. Ora, questo ovviamente lo si è sempre fatto interpretando manualmente il risultato, ma esistono, come sappiamo da ormai qualche anno, sistemi semi-automatici o automatici di prescrizione riflessa, magari difficilmente riconoscibili dai tariffari, però esistono, e questi devono essere attivati con sicurezza e con appropriatezza sulla base di un riconoscimento automatico della natura del risultato. Non so, in qualche caso abbiamo la necessità di notificare il risultato perché si tratta di un valore pericoloso o perché si tratta di una situazione particolare anche con effetto legale. In qualche caso abbiamo bisogno di raccogliere questi dati perché dobbiamo produrre delle informazioni di carattere epidemiologico per la sanità pubblica. Abbiamo bisogno anche, se vogliamo, di conservare a lungo termine questo tipo di informazioni in modalità anche, diciamo, compatta o comunque ricercabile con vari strumenti nel database. Abbiamo bisogno di compattare. Bene, tutte queste cose le possiamo fare se l'informazione, invece di essere completamente destrutturata, puramente testuale e descrittiva, ha una sua struttura interna riconoscibile. Per dire, il problema esisteva da sempre. Io vi cito questo riferimento che è storico, se vogliamo, che è, diciamo, la struttura del record allora specificata addirittura dagli anni 60, voglio dire, nello standard STM per la comunicazione dei dati da laboratorio a utente. Ci c'erano vari standard STM, all'interno di questo è andato avanti.
Eccolo qua, adesso si vede, all'interno di questo record ci stanno alcuni campi che già da allora erano riferiti ad alcune informazioni particolari. Per cui vedete che accanto agli operatori, all'esecutore, al stato del risultato, al risultato stesso, perché magari prima o poi dovremo anche trasmettere il risultato, voglio dire, l'intervallo di riferimento, eccetera, era già previsto a Bovo la necessità di introdurre una codificazione internazionale indipendente dalle modalità che aveva il laboratorio o la comunità che gira intorno a lui di identificare il risultato. Bene, quali sono allora gli strumenti che ci servono effettivamente per tradurre in pratica queste necessità, questi principi? Salto il problema della nomenclatura, perché, anche se sarebbe molto interessante, perché comunque è sarebbe un filone da seguire. Abbiamo, vi cito, alcune norme tecniche, cioè non noi, ma i nostri fornitori dovrebbero sapere molto bene dove andare a pescare le informazioni per costruire il loro servizio, perché non è necessario che diciamo, vadano a reingegnerizzare da zero le modalità di costruzione del sistema informatico quando esistono, magari saranno un po' difficili da leggere talvolta saranno anche incomplete, però esistono diversi strumenti standardizzati per ottenere lo stesso scopo. Qui vi ho fatto una piccolissima rassegna, non è evidentemente completa, che ovviamente non vi diciamo, approfondisco nel dettaglio, si parte dal vocabolario ai concetti generali, le guide specifiche per lo sviluppo di messaggi, l'espressione di risultati, questa è poco conosciuta e sarebbe molto importante invece, risultati di misura nelle scienze, diciamo, della vita, le scienze sanitarie, che dice come vanno fatte le unità di misura per non sbagliare, eccetera, eccetera. E poi la cosa che possiamo prendere come citazione anche più recente, anche perché è in fase di revisione attualmente, è il 21090, ovvero sia uno standard internazionale per lo scambio di informazioni. E questo ci interessa un pochino di più, se vogliamo possiamo fare un paio di citazioni proprio da 21090 per dire che si tratta di uno standard che è finalizzato in ambito sanitario, quindi specifico per lo scambio di informazioni. Come vedete dalle date, la versione attualmente esistente è in votazione, è stata in votazione fino a pochi giorni fa, quindi è una cosa molto aggiornata, ha l'obiettivo di rappresentare e scambiare dei concetti fondamentali, quindi delle regole di base che poi possono essere declinate nei vari ambiti, quindi che è un po', diciamo così, il vocabolario di base che dovrebbe essere conosciuto da chi si occupa di queste cose. All'interno di questo vocabolario abbiamo il codice 3.4 sistema di codifica, come vedete. Loico non è l'unico, per fortuna, ma è uno tra i principali accanto ai CD9 e SNOMED, di cui oggi non trattiamo, per codificare le informazioni scambiate. E all'interno abbiamo, come vedete qui, gli esempi di applicazione. Questo è un esempio di codice che contiene al proprio interno la codifica, come vedete il codice B95 si riferisce allo Stafilococco aureo come causa della malattia, che poi è codificata qui come bronchiolite acuta. Ok, altre cose che ci interessano sono alcune cose più specifiche dei laboratori. L'N1614 è un derivato di norme precedenti che contiene anche questo delle regole per la codifica. È abbastanza importante perché è proprio specifico, voglio dire, chi lavora nei laboratori non dovrebbe diciamo, prescindere da questo tipo di informazioni. Molto banalmente l'N1614 è stato costruito, sembra una sciocchezza, ma è stato costruito per superare il tariffario, perché il tariffario fino a un attimo prima era l'unico mezzo, e anch'io ho fatto questo tipo di esperienza, per riuscire a sintetizzare le informazioni del laboratorio in una maniera leggibile dalle macchine in qualche modo, però con tutti i limiti che sappiamo dei tariffari. Ma era l'unica cosa. Superando invece questo concetto, quindi mettendo a disposizione delle altre cose, abbiamo gli strumenti che abbiamo. L'N614 fa riferimento, e qua la parte più interessante, non vi sto a dettagliare il resto, nei suoi allegati, l'allegato B e l'allegato C, fa riferimento a due fonti
che per noi sono fondamentali, forse per gli utenti che ci conoscono sono meno familiari, sono le fonti della nomenclatura IFCC UPAC, per quello che riguarda la denominazione delle prestazioni, la quantità, le proprietà, l'unità di misura, i sistemi, eccetera, eccetera. Tra l'altro richiamata anche nell'ISO 15189 che serve per l'accreditamento dei laboratori, da cui si desume che se non viene seguita la nomenclatura il laboratorio potrebbe mettere a rischio il suo accreditamento, ed è già successo, diciamo come non conformità, non come difetto di base. Dopodiché nell'appendice C, che ecco qui non vedo ma lì sì, si vede, ecco, viene anche riportato, cosa che non c'era nella prima versione, viene riportato il LOINC prodotto da Regenstrief negli Stati Uniti. E qui arriviamo alla nostra materia di oggi. Come vedete io ho abbinato originariamente l'OICAR SNOMED, anche se qui non tratteremo SNOMED perché ci porterebbe un po' fuori dal seminato, trattiamo solo di quello che abbiamo qui a disposizione. Introduco rapidamente, poi i colleghi lo diranno molto meglio di me, però repetita Juvent, quindi magari io accenno, dopodiché si ripete, si fissa meglio. Cosa consiste sostanzialmente? Si tratta di un codice numerico, neanche tanto lungo, tutto sommato, con una sua costruzione. Prima era più corto, se voi vedete i codici più antichi sono ancora abbastanza cortini, quelli più recenti cominciano a allungarsi. Si consiglia comunque di prevedere almeno una decina di caratteri, il trattino fa parte del codice, e a questo codice numerico si abbinano dei campi nei record che costituiscono la tabella del LOINC su cui si lavora, e i campi, come vediamo qui ce ne sono alcuni, perché in realtà ce ne sono molti altri, poi abbinabili, perché non tutti sono obbligatori, che questi campi descrivono il componente, l'analita, il tipo di proprietà che si misura di questo componente, la concentrazione, la componente temporale, se si tratta di se è collegato a una determinata ora del giorno piuttosto che a un determinato momento dopo uno stimolo, eccetera, il tipo di sistema, quindi di ambiente dove si va a misurare il componente, la scala di misura. Come vedete sotto, le scale di misura possono essere varie, ecco, quantitative, ordinali, nominali e narrative, quindi dobbiamo anche abituarci, cosa che spesso nei laboratori un po' trascuriamo questo aspetto. Io mi ricordo ancora sistemi informatici che non riuscivano a gestire i risultati di tipo nominale, per esempio, o di tipo ordinale, anche per le conseguenze, non semplicemente per la trascrizione. Il metodo, componente opzionale, eccetera. Dopodiché intervalli di riferimento e altri tipi di informazioni, più o meno come era riportato anche nel record che vi ho fatto vedere. Questi sono esempi un po', anche se vogliamo, archetipici, molto vecchi, anche se vogliamo, di codificazione per il sodio in diverse matrici, per il glucosio, la creatinina clearance, la gentamicina, il calcio. Ci sono codifiche all'interno del database per vari elementi del record, per cui per esempio per le unità di misura, come in questo caso, e l'applicazione della codifica è realizzata, come vi dicevo proprio all'inizio, tramite uno strumento che è lo strumento del documento informatico, cioè dell'oggetto che deve essere prodotto con determinate caratteristiche per poter contenere queste informazioni e poter essere scambiato e letto dagli strumenti informatici. C'era già un qualche cosa disponibile, se quindi andiamo a vedere il messaggio che veniva già costruito ed è già elaborato dai francesi in questo caso, per il subset loro in formato pipeline, come si dice, cioè con col vecchio formato dello standard KL7, nello standard più recente, cioè quello che è stato versione 3, quello che è stato utilizzato per il CDA attualmente disponibile, ecco, troviamo cose di questo genere, per cui andiamo a vedere esattamente di cosa stiamo parlando, di qual è l'oggetto che ci interessa. L'oggetto che ci interessa, questa è una parte, sono pagine di codice che viene scritto, una parte del codice che è stato scritto, come vedete, contenente delle
vari elementi, l'inizio, la definizione del campo, il contenuto del campo, eccetera. Quello che ci interessa è questa piccola parte qui, laddove il codice LOINC viene abbinato all'esame sensibilità agli antibiotici di un microrganismo. E questo è l'oggetto, questo è il risultato di tutto il lavoro, il risultato che però, se dovesse mancare o dovesse non essere corretto, vanificherebbe tutto il lavoro precedente. Vi dirò, forse se ne parlerà sicuramente poi anche nel proseguo della giornata, la letteratura ormai riporta diversi esempi di analisi, di applicazioni, della codifica in situazioni reali, in cui, diciamo, magari chi non è addetto ai lavori forse si stupirà, ma gli addetti ai lavori credo di no, in cui si registrano degli errori. Per cui anche all'interno delle codifiche è possibile che per varie ragioni insomma, la codifica non sia applicata correttamente. E la cosa non mi stupisce. Ecco, noi abbiamo fatto il nostro piccolo percorso, spero di non aver portato via troppo tempo agli altri relatori. Siamo partiti dal documento e siamo arrivati alla distinzione tra record, documento e campo e al nostro obiettivo finale. Io qui vi riporto, per chi volesse approfondire, i siti dove si possono trovare informazioni almeno sul nostro lavoro, poi il lavoro che viene svolto nell'ambito dei progetti regionali o di Arsenal ha anche altri mezzi per fornire informazioni, però qui ecco, quello che viene fornito qui è fornito con orientamento agli utenti più che ai tecnici informatici e agli addetti ai lavori strettamente intesi. Io vi ringrazio per l'attenzione.